Fatemi le domande che devo andare. Sì. No, ti sto riprendendo. Non mi piace far aspettare la gente. No. Allora, siamo qui con Mario Corona. No, forse Mauro, ma va bene anche Mario, dai. No, dai, scusa. È per evitarti una figura. Mauro, dai, scusa. Siamo qui con Mauro Corona. È inutile presentarlo, sappiamo tutti chi è. Mauro, da cosa nasce la tua passione per la scrittura? Cosa ti ha portato a scrivere tutti questi libri di successo? A cosa reputi il tuo... Un libro non deve essere di successo obbligatoriamente. Uno scrive per non spararsi, per non pensare a quello che ha avuto. Insomma, diceva Antonino Artaud, che è morto in manicomio: nessuno ha mai scritto, scolpito, dipinto, fatto musica o quant'altro se non per uscire di fatto dall'inferno. Ovviamente molto di quello, quasi tutto quello che ho scritto ha un precedente nella voce, racconti di vecchi, di stalle, di filò. Questi ragazzi qui non sanno neanche cosa vuol dire il filò, era ritirarci nelle stalle dove si faceva un po' più caldo e quindi ascoltare parole, racconti, storie, anche storie terribili, di morti, quindi io ho cercato, come tanti e come dovrebbero fare tutti quelli che scrivono, di salvare una memoria, usi, costumi, tradizioni, una cultura, ma non ho fatto nulla di eccezionale. Di che cosa parla il tuo ultimo libro? Il libro, pensando ai sillabari di Goffredo Parise, io e Matteo Righetto e io abbiamo pensato ai sillabari di Goffredo Parise, che sono molto più importanti dei nostri. Abbiamo cominciato dall'A alla Z, ogni parola un raccontino, una frase, un ricordo. Io ho preferito delle memorie. Righetto, che ho conosciuto, gli ho voluto bene perché è una persona leale, è uno scrittore capace, ha scritto La pelle dell'orso, la trilogia della frontiera, trilogia della patria, e quindi ho detto: perché non proviamo a fare qualcosa assieme, come hanno fatto Francesco Guccini e Loriano Machiavelli, come ho fatto anch'io una volta con Luigi Maieron. Cioè, ci siamo scambiati queste cose. Io non ho saputo quello che aveva scritto lui, non sapevo quello che ho scritto io, perché non è importante confrontarci. Sarà il lettore che dirà quello è bello, quello no. A me non... quando un libro è licenziato, per me è morto, sepolto, e passo ad altre cose. E ti dividi fra scultura, alpinismo? No, scrittura. Mi divido, io non è che mi divida, io mi alzo la mattina e so che se ho voglia di ubriacarmi vado al bar, se ho voglia di scalare vado in montagna, se ho voglia di scolpire vado nella mia tana, se ho voglia di scrivere mi metto a scrivere, se ho voglia di stare con gli amici a chiacchierare. Cioè, io non ho un programma e ho il terrore della povera gente che purtroppo ha un programma, perché quando hai timbrato il cartellino e hai fatto le tue 8 ore di lavoro, dopo scegliti un po' di libertà. Prima, venendo qui, siamo fermati in 2 o 3 bar e c'era uno che parlava con la moglie: adesso arrivo, ah, tu aspetta, c'è questa schiavitù senza essere schiavi. Cioè, io faccio quello che mi pare, nel rispetto della legge, dell'etica, della naturalità, però non è che torni a casa perché mi chiama la moglie, quello lo lascio fare a voi. Il pianeta, ultima domanda. Sì, va bene. Il pianeta ci sta chiamando ci sta a una chiamando che, ma vedete ragazzi, sono 40-50 anni che i veri ecologisti si occupano di surriscaldamento della terra, del pianeta, arriva sta vecchietta qui che sembra più vecchia che giovane, no? E tutti quanti: ma prima dove eravate? Abbiamo detto 1 milione, a parte, allora io non voglio fare polemiche, non mi interessa, però realizzo delle cose, dei dati. Allora, 180 città italiane sono 1 milione di persone, e prima dove erano questi ragazzini? Avete visto cosa hanno lasciato nelle loro manifestazioni? 500 tonnellate da città di plastica. Quindi smettiamola con la retorica. Il problema della terra non è in mano a questi ragazzi, che io ammiro, vanno anch'io, però non si risolve nulla, perché il futuro della terra è in mano ai potenti, e ai potenti non gliene frega nulla del futuro della terra. È troppo tardi, allora per non salvarla. È tardi, Si può ancora salvare. Ma guardate,
sono scomparsi quasi il ghiacciaio marmolare, adesso sta per cadere un ghiacciaio, tutti i mass media, perché non hanno argomenti, sono sterili, sono impotenti di loro stessi. Allora il ghiacciaio di Principe, come si chiama il tuo ghiacciaio? Che lui viene da lì. Cioè, abbiamo bisogno di notizie eclatanti, adesso tutti sul ghiacciaio, tutti su Greta, ma chi è sta Greta? Qualcuno fa soldi sotto! Ma è chiaro che fanno soldi, però non avendo le prove io non posso dire, ma lo sospetto, e siccome lo sospetto lo posso dire. Tutto qui il problema. Certo. Dai, sono 40 anni che i veri ecologisti si vogliono in silenzio e sono stati sempre bistrattati, offesi. Adesso arriva questa e tutti, ma questi ragazzini, questo milione di persone che sono una nullità rispetto a 200 città del mondo in Italia, dovrebbero essere 20 milioni. Dove erano prima? Io mi chiedo, dove era la loro ecologia? È venuta la ragazzina a svegliarli. E prima dove erano? Dai, su, sono venuti. Io non voglio fare polemiche perché sono un po' allegro, però sono venuti in un certo posto che io non rivelerò. Sono venuti circa un 50-60 scout. Il posto lo conosco benissimo. Ecco, hanno lasciato merda dappertutto, rifiuti, preservativi a cariole. E allora dov'è sta ecologia? Ecologia è un'educazione che viene dal papà e dalla mamma, dall'etica, dall'infanzia costruita bene da genitori che sanno cos'è il rispetto alla terra. È inutile andare a messa ogni domenica e fregarsene della terra. Ma adesso basta, dai. Viva! Grazie.